Ora è in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Apriamo con Donald Trump che alza la pressione sull'Iran. Nessun nuovo negoziato. Mentre sullo stretto di Hormuz Washington e Teheran si accusano a vicenda e il Brent corre attorno ai $91. Il caro energia si sente anche in Italia. Il gasolio in autostrada torna a €2,17 al litro e rischia di bruciare il beneficio del taglio alle accise. Nella Lega cresce il confronto interno. Sardone difende Salvini, Stefani ricorda il mandato congressuale e Fontana chiede rispetto per il segretario. A Ceuta si alza lo scontro con Sánchez sulla gestione dei migranti. Intanto il MIT studia sconti sul trasporto pubblico per gli studenti. E dagli Stati Uniti arrivano 2 vittorie alle primarie per candidati sostenuti da Trump. Questi i titoli principali. Ora entriamo nel dettaglio delle notizie del nostro giornale. Trump provoca Teheran. Hormuz, petrolio e pressione USA. Donald Trump alza ancora la pressione sull'Iran. Con Teheran dice non ci sono colloqui né nuovi negoziati programmati. Su Hormuz le versioni restano opposte. Per gli Stati Uniti è aperto, per l'Iran chiuso. Martedì sarebbero transitate appena 6 navi cargo, molto meno della normalità, mentre il Brent viaggia attorno ai $91 al barile. Trump punta sulla pressione, senza concedere un tavolo alle condizioni iraniane. Ma da Hormuz dipende una parte cruciale dell'energia mondiale e ogni tensione si riflette anche sull'Europa. Gasolio, sconto bruciato. Il rincaro mangia il taglio fiscale. Dallo stretto di Hormuz al distributore. Il gasolio in autostrada è tornato in media a €2,17 al litro, quasi sui livelli precedenti all'ultimo intervento sulle accise. Il taglio fiscale resta, ma il rialzo delle quotazioni internazionali ne erode il vantaggio. Se petrolio ed energia continuano a correre, aumentano i costi per automobilisti, autotrasportatori e imprese, con effetti sui prezzi finali. Il governo ha ridotto il peso fiscale, ma oggi quella difesa rischia di non bastare. La questione è quali altre protezioni serviranno per famiglie e attività produttive. Lega, basta critiche senza esporsi. Sardone con Salvini, Stefani ricorda il Congresso. Nella Lega si discute, ma Silvia Sardone difende Salvini ricordando che fu lui a portare il partito dal 5 al 34%. E invita a parlare meno di beghe interne e più di sicurezza, immigrazione, autonomia e territori. Alberto Stefani ricorda che Salvini è stato rieletto al Congresso poco più di un anno fa e nessuno dei critici si candidò contro di lui. I malesseri di partito si curano nei congressi. Anche Lorenzo Fontana chiede rispetto per il segretario. Verso Pontida il punto è scegliere tra correnti e organigrammi, oppure tasse, autonomia, sicurezza e risultati. Ceuta sfida Sánchez. Si alza lo scontro sui migranti. A Ceuta la crisi migratoria diventa scontro con il governo di Pedro Sánchez. Juan Jesús Vivas, presidente conservatore della città autonoma, accusa Madrid di non avere normalizzato la situazione e minaccia di rivolgersi alla giustizia. Il governo replica di avere predisposto nuove strutture. Dal 30 luglio sarebbero stati identificati oltre 2000 minori stranieri. Bruxelles chiarisce che, con precise garanzie, il diritto europeo può consentirne il ritorno in Marocco. Il nodo riguarda tutta l'Europa. Proteggere chi ne ha diritto non significa rinunciare a identificazioni, rimpatri e controllo delle frontiere. Salvini, mezzi pubblici scontati. Il MIT studia aiuti agli studenti. Matteo Salvini e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture lavorano a una riduzione del costo del trasporto pubblico locale per gli studenti. Il MIT vuole alleggerire il prezzo di biglietti e abbonamenti alla vigilia della ripresa di scuole e università. Lo sconto, però, non è ancora in vigore.
Restano da definire cifre, platea, coperture e tempi. La misura punta a sostenere le famiglie, mentre energia e carburanti tornano a salire. Salvini prova così a riportare l'attenzione sul terreno del governo. Primarie USA, Donald c'è. 2 vittorie per i trampiani. Donald Trump continua a pesare nel Partito Repubblicano. In Florida, Byron Donalds conquista la nomination per governatore e a novembre sfiderà il democratico David Jolly. In Wyoming, Harriet Hageman conquista la candidatura per il Senato. Non tutti i candidati appoggiati dalla Casa Bianca hanno vinto, ma nelle 2 corse principali l'endorsement di Trump conferma il suo peso sull'elettorato repubblicano. Donalds e Hageman hanno vinto le primarie, non ancora le cariche. Il verdetto arriverà a novembre. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Sánchez, il faro si spegne. Ceuta e Conti scuotono la sinistra. Per anni Pedro Sánchez è stato indicato da una parte della sinistra italiana come un modello. Oggi quel modello mostra crepe, a partire da Ceuta, dove immigrazione e sicurezza sono diventate un problema politico nazionale. Nella sua analisi per il sussidiario.net, Vincenzo Caccioppoli cita un sondaggio Sigma DOS pubblicato da El Mundo. Partito Popular al 32,8%, PSOE al 26,1% e Vox al 17,3%. Insieme PP e Vox arriverebbero al 50,1%. Non è un risultato elettorale, ma segnala le difficoltà di Sánchez e la crescita della destra su frontiere e sicurezza. Dietro i buoni dati del PIL restano disoccupazione sopra il 10%, bassa produttività, problema della casa e pressione sui servizi pubblici. Caccioppoli lega il caso anche all'Italia. Il centrodestra conquista consenso quando parla di sicurezza, frontiere, lavoro, tasse, potere d'acquisto e protezione sociale. La lezione per il campo largo è semplice. Servono risposte concrete su confini, lavoro e costo della vita. Cina, il motore frena. Pechino ha bisogno degli USA. La Cina produce sempre di più, ma i consumi interni restano deboli. A luglio la produzione è cresciuta del 4,5%. Le vendite al dettaglio si sono fermate allo 0,6% e la crescita del PIL è scesa al 4,3%. Alexandru Fordea, responsabile del desk Geoeconomia del CESI, spiega al sussidiario.net che il problema è strutturale. Le città costiere sono ricche, mentre nell'entroterra centinaia di milioni di persone non hanno redditi sufficienti per consumi paragonabili a quelli occidentali. Fordea parla di un patto sociale tra il popolo e il partito, crescita economica in cambio di stabilità e consenso. Ma con la ricchezza privata cresce anche la richiesta dei cittadini di incidere sulla sua gestione. Poi c'è Washington. L'export resta vitale per Pechino e il nodo sono i rapporti con gli Stati Uniti. Una cooperazione minima offrirebbe nuovi sbocchi alle merci cinesi. Trump non ha creato i problemi interni della Cina, ma quelle debolezze danno all'America una forte leva negoziale. Pechino è una potenza, non è invulnerabile. Si conclude anche oggi l'appuntamento con l'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie a tutti per averci seguito. Noi torniamo domani alla stessa ora e sulle medesime frequenze, quelle di Radio Libertà. Non mancate. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.it